Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Vediamo se riusciamo a vederlo bene. Allora. Aspettiamo nel frattempo che si colleghi un po' di gente. Allora, diamo un'occhiata intanto al nostro pannello. Ok, siamo dal vivo. Perfetto. Allora, aspettiamo un attimo, purtroppo le dirette sono così, bisogna avere un attimo di pazienza. Controlliamo anche che si veda tutto da cellulare. Ok, allora ragazzi, aspetto solamente il... Mi sentite ragazzi? Ditemi che mi sentite. Si vede bene? Perfetto. Si sente anche bene ragazzi? Fatemi sapere che sono ansioso, così si parte. Oh, ok, perfetto. Si vede bene, si sente bene. Magnifico. Allora ragazzi, oggi siamo qui a commentare un po' di partite giocate dai nostri membri del club di Matto Scacco che potete trovare su chess.com. Se ci volete inviare poi delle partite da commentare, noi lo faremo molto volentieri. E se avete bisogno invece di un tutor e di vedere spesso le vostre partite commentate, allora vi consiglio di fare un salto nell'Accademia di Matto Scacco e potete trovare il link in descrizione oppure lì sotto il video. Allora, andiamo subito a vedere la partita di Rifle Merville, un nostro iscritto con punteggio Elo di 1526, e andiamo a vedere un pochettino come è andata questa partita. Come al solito ci avvaliamo del motore di chess, così siamo sicuri che almeno non ci sfugge niente. Allora lasciamo un attimino caricare la partita, così riusciamo a vedere dove sono stati gli errori, riusciamo a individuare meglio il tutto. Allora, precisione del 72,5%, quindi vuol dire che ci sono stati un po' di errori. Ci sono stati 3 errori gravi da parte del bianco, 2 errori gravi da parte del nero. Bene, andiamo a vedere come si è svolta questa partita. E4, scusami, D4, D6, oh, la difesa Pirk, è da un sacco che non la vedevo. E4, B6, dice che è stata una piccola imprecisione. Perché è stata una piccola imprecisione? Perché semplicemente nel momento in cui tu apri il raggio d'azione all'alfiere, quindi l'alfiere Campochiaro può andare in questa direzione, se gli vai ad aprire un altro raggio d'azione, ok, sì, non hai sviluppato nessun nuovo pezzo, non hai fatto nulla di che. Quindi era meglio sicuramente con l'F6. Quindi B6 va bene, piccola imprecisione che dà un vantaggio netto al bianco. Non riusciamo a togliere queste mosse qui. Oh, autoanalisi, va che bello, molto meglio così. Ok, C4, giustamente il nero concede il centro e il bianco se lo prende. E6, il nero continua con mosse abbastanza difensive. Avete visto che qui il nero praticamente non va oltre la sesta traversa, mentre il bianco sta praticamente occupandosi il centro più importante. Ti ricordo che il centro più importante è dato chiaramente da queste case. E 4 di 4 e 5 di 5. Andiamo avanti. Cavallo C3, alfiere B7, finalmente questo alfiere trova una collocazione che chiaramente in fianchetto è sempre meglio. D5, questa è una mossa che ha un suo perché. Giustamente tu dici, ok, tu hai voluto mettere l'alfiere in fianchetto, io con D5, in caso anche di cambio o in caso anche di incastro di pedoni, questo alfiere ha poca... non può fare nulla. E infatti la partita funziona proprio così. Adesso c'è questo che è un punto debole
pedone C6 sì, si può spingere, ma poi a seguito di un cambio questo pedone sarebbe debole, insomma, non è una buona posizione per il nero. Qui sicuramente, anzi, non a caso adesso il computer, il motore scacchistico ci dà più 1, quindi è come se il bianco avesse in più un pedone, nonostante non ha ancora catturato alcun pedone. Alfiere di 3, forse era un pelino meglio alfiere 2. Qui il computer ci dice anche infatti alfiere 2, alfiere di 3, vabbè, è più o meno uguale. Alfiere di 3, A6, ancora un'altra mossa passiva. Cavallo H3, cavallo H3. Allora, solitamente i cavalli si preferisce giocarli al centro o in F3 o in alcuni casi in E2. Qui giustamente il bianco gioca tranquillamente cavallo H3 dato che non c'è l'alfiere che può cambiare e creare così un'impedonatura. L'unico problema di cavallo H3 è che basta una semplice H6 per rendere questo cavallo totalmente inattivo. Cioè il cavallo non può andare né in G5 né in F4 e questo è un dramma. Quindi sei costretto a fare manovre strane, F3, cavallo F2 oppure riportarlo alla casa di partenza. Infatti non a caso il nero gioca proprio H6. Adesso il bianco arrocca, il nero cerca di completare il suo sviluppo nonostante è molto schiacciato. Qui ci vorrebbe prima o poi una bella spinta liberatoria del nero come F7, F5. F4, mossa forte, grintosa che non perde tempo, cambio e giustamente il bianco va di cavallo. A questo punto il motore dà un più 2 al bianco, talmente che è netto il vantaggio di posizione, il vantaggio di spazio, che il motore dà più 2, cioè come se in questo momento il bianco avesse 2 pedoni in più. Il nero continua con cavallo di 7, chiaramente è una buona collocazione per il cavallo che può prendersi queste case qui. Adesso c'è il computer che ci consiglia questo sacrificio interessante che chiaramente è difficile da vedere e non è stato giocato in partita, che è cavallo in E6, minacciando la donna e sacrificando il cavallo. In caso di presa c'è donna H5 scacco, se il re si sposta, non si può spostare perché c'è la torre, bellissimo questo, questo è bellissimo, è costretto praticamente a giocare G6 e matta, bella questa, e questa era difficile da vedere, però questa debolezza su queste case chiare in effetti si vede bene, bello, cavallo E6 è un bel sacrificio, ma chiaramente è difficile da vedere. Quindi cavallo di 7, cavallo H5 viene giocato probabilmente per creare pressione su G7, alfiere F6 e qui diamo la possibilità al nero di riprendersi un attimino, cioè perché con alfiere F6 finalmente questo alfiere inizia ad avere una diagonale interessante su cui premere. Vediamo il bianco cosa gioca. Donna in G4 per creare una doppia pressione su quella casa. Vediamo come si difende. Il nero decide di contrattaccare giustamente con un cavallo qua, creando un doppio su alfiere e donna. E chiaramente la donna ora non può andare a catturare G7. La donna si sposta, donna E7, probabilmente qui il nero sta pensando ad un arrocco lungo, anche perché è il lato più sicuro. Perché è il lato più sicuro? Perché è il lato dove il centro e i pedoni sono bloccati, mentre qui invece dove c'è una torre che ha colonna aperta, eccetera, fare un arrocco corto sarebbe non proprio una mossa furba. Alfiere F4, arrocco lungo, cavallo G3 per cercare una collocazione migliore del proprio cavallo, G5 e alfiere per E5, alfiere per E5, cavallo F5. Ok, ci siamo. La donna si deve spostare, si sposta in D7
torre A C1 andando a posizionare la torre in una casa che potrebbe avere in un futuro degli sbocchi. Dopo torre C1 però, che non è la mossa migliore, qui il computer addirittura suggerisce mosse come C5, mossa che mantiene l'attività e libera questa batteria di donna e alfiere sul pedone. E anche questa è una bella mossa. A questo punto, per esempio, il nero avrebbe giocato pedone per, alfiere per esempio, ipotetico cambio. No, non è la mossa migliore il cambio. Torre 8, dice, ok, comunque questo sì avrebbe aperto le linee in effetti come mossa, mentre torre C1 è un attimino passiva. Cavallo E7, B4 cercando di sferrare i propri pedoni contro l'avversario, cavallo F5 e qui e per F5, questa è una strana mossa. Strana mossa, solitamente in questi casi si prende di torre, poi si raddoppiano le torri, si crea pressione e qui invece il bianco ha voluto giocare di pedone. Ha voluto giocare di pedone, strana mossa. Qui nero gioca F6 per chiudere proprio tutte le linee e si sta, insomma, sta per creare veramente una partita con tutti i pedoni incastrati e poi la partita non può che finire patta praticamente. L'alfiere che va a proteggere e sostenere questo pedone in caso di C6, torre, la donna si sposta dall'attacco alla GX, cambio, cambio, giustamente, torre 5, qui il nero ora non sta male, B5, A5, incastriamo tutto. Sono curioso di sapere come continua questa partita. Torre per, donna E7, guardate, adesso è un casino, Adesso è un casino. Fin qui si poteva ancora rimediare, si poteva giocare tranquillamente alfiere F3 che controllava l'entrata in settima o in questo caso in seconda. Ragazzi, non dovete mai far entrare i pezzi dell'avversario in settima traversa o in seconda in questo caso. Salutiamo Talo Tonti che ci segue da 10 anni, uno scacchista di 10 anni, fantastico. Mentre così lasciamo che il nero porti tutte le sue forze contro di noi. Donna H3 e qui no, no, e qui il nero si preoccupa di mettere il re al sicuro quando poteva subito creare un attacco, insomma, poteva guadagnare un pezzo. Torre per, donna per. Strano, strano questa cosa. La donna va in D3 e ora comunque il nero va in vantaggio di un pezzo. Re F2, alfiere C8, torre F4 e insomma è qui il nostro bianco praticamente abbandona la partita perché c'è poco da fare. Ma bene, bene, bene. E purtroppo questi tipi di partite qui con i pedoni col centro chiuso, che non c'è poco controgioco, sono difficili da concretizzare. Solitamente i cavalli diventano molto forti in queste posizioni. Vediamo la partita di Shapeless Guy 1404, gioca sempre nel nostro club di Matto Scacco e andiamo ad analizzare la sua partita per vedere come è andata a finire. Questa è una partita persa perché la vince il bianco. Vediamo quali sono stati gli errori del nostro amico. Gli ruotiamo la scacchiera perché lui gioca col nero. Ho detto di ruotarla. Facciamo analisi, autoanalisi. L'analizziamo da noi. Allora, e 4 e 6. Che difesa è, ragazzi? 4 e 6. Il primo che me lo dice, cavallo F3, D5. Giustissimo, giustissimo. E per alfiere 2, carino, carino. Qui
il bianco se ne frega di 4, decide di svilupparsi velocemente, di arroccare. Stanno giocando insomma bene tutti e due i giocatori. Cavallo C3. Ecco, questo cavallo C3 è un casino. Qui ci vuole la C D4. D4 che sostiene un po' il centro, che con cavallo C3 subito c'è un piccolo vantaggio del nero, proprio in termini di spazi. In più cavallo C3 lascia chiuso questo pedone C2 che poteva fare da sostegno a D4 o perché no, poteva proprio essere spinto anche lui in C4, quindi D4, C4, creando un po' di tensione al centro. Cavallo C3 chiaramente attacca sì questo pedone, ma questo pedone è difeso in primis dal cavallo e poi basta una semplice C6 per rafforzare tutta la struttura del gioco. Infatti qui proprio il computer consiglia C6 e dopo C6 questo cavallo cosa fa? Qui non può andare, qui non può andare. Quindi bisognava aspettare a sviluppare questo cavallo. Si poteva appunto giocare D4 e poi si poteva sviluppare questo cavallo anche in altre vie. Poteva andare anche in G3 o semplicemente poteva andare in D2 e sostenere la spinta C4. Insomma, c'erano tante possibilità. Però qui il nero non gioca C6 ma gioca torre in E8. La partita continua con D4, finalmente D4 però non è più forte come prima perché il pedone C è in C2. Alfiere in G4, alfiere in G5, quindi una serie di inchiodature, solo che il bianco non è inchiodato. Il nero è inchiodato sì. Cavallo a supporto del cavallo in F6, però fatto sta che c'è ancora l'inchiodatura di donna, che infatti il bianco sfrutta. È vero che il cavallo è andato a supporto, ma il cavallo purtroppo non può togliersi, perché se si toglie io ti catturo la donna. Quindi è stata un'imprecisione. Alfiere per, torre 1, qui il nero cerca di cambiare sperando di migliorare la propria posizione, H6, alfiere H4, C6, scacciando quel fastidiosissimo cavallo, cambio, C4, G5 un po' azzardata, C5 un po' azzardata, aspetta che la giriamo, non so perché si è rigirata ancora. G5 è un po' azzardata, perché è azzardata? Perché noi abbiamo solo l'alfiere camposcuro e stiamo praticamente muovendo i nostri pedoni su casa scura, in più questo cavallo non è più protetto dal pedone in G, è un cavallo sospeso perché la donna prima o poi se ne andrà via di qui, andrà che ne so in B6 piuttosto che in A5, piuttosto che in D7, e quindi come dice giustamente 8 è un suicidio proprio perché come dice appunto il bianco ancora alfiere campochiaro, quindi è un indebolimento gravissimo delle case bianche. Ora è vero che questo cavallo le controlla, ma bisogna vedere come si sviluppa la partita. Chiaramente l'alfiere del bianco si ritira, cambio di alfieri per prendersi il pedone, torre di 1 e qui il bianco chiaramente ha le colonne aperte. Il nero si prende i pedoncini. Oh, e ora l'attacco è importante. Vi ricordate che cosa dicevamo prima? È che c'è una lezione proprio nella Matto Scacco Academy di una mezz'oretta sulle entrate in settima traversa. Ehm, il problema è proprio l'entrata in settima. Cioè qui la donna attacca il cavallo, il pedone e chiaramente attacca anche questo pedone che per ora è difeso sia dal re che dalla donna. Perché le entrate in settima di torre e di donna, quindi di pezzi pesanti, sono fastidiose? Perché i pedoni sono bravissimi a difendersi fra di loro, sono proprio micidiali, solo che lateralmente
sono indifesi perché loro vanno sempre in avanti e si proteggono in diagonale, ma se tu li attacchi di lato sono debolissimi. Per questo un'entrata in settima, un'entrata in ottava è così fastidiosa per i pedoni. E ora voglio vedere il nero che tipo di difesa utilizza. Ok, donna qui. Cosa farà il nero? Cambierà le donne? Il bianco cambierà le donne o andrà a papparsi questo pedone indebolendo la struttura? Si va a pappare il pedone. Donna C8 cercando sempre il cambio delle donne, che giustamente il cambio non gli dà. Il re va a supporto del cavallo. G4. Vediamo un pochettino questa mossa qui, G4. Beh, è una mossa un po' statica. Aveva paura di questa spinta qui, probabilmente. Probabilmente aveva paura di questa spinta qui. G4. Cavallo perché c'è la donna che sostiene questo, però ci sarà sicuramente qualcosa di meglio da parte del bianco. Torre di 7, batteria che ora ti minaccia la presa su F7. E adesso cavallo F6 cercando di minacciare la torre, però intanto su F7 donna F7 e praticamente il matto in due. Perché qui il re, che ne so, si sposta in qualche direzione e niente, qui è finita. E purtroppo gli scacchi sono un gioco così, sbagli una mossa, ti apri troppo da un lato e ti becchi il matto. Bene, vediamoci un'altra partita di Impe. Ok, 1222 è una partita giocata a 30 minuti a testa, quindi non è una partita giornaliera, scacchi giornaliera, ma è stata giocata proprio online. 30 minuti a testa, andiamo a vedere com'è andata la partita. Salutiamo intanto tutti gli iscritti online, Nicola, Veilor, M. Ciao ragazzi. Cristian, tu quanto hai di Elo? Guarda, su chess.com sono a 1830 e su Lichess, però Lichess c'ha un po' i punteggi più pompati, sono quasi a 2000, però sono leggermente più pompati su Lichess. Ok, E4, E5, una bella partita di re, cavallo F3, cavallo C6. Aspetta che intanto lo facciamo anche analizzare dal computer così evitiamo poi di dire castronate. Che bello che ora si possono analizzare le partite dal computer. Immaginate una volta che non era possibile. Autoanalisi, così ce la analizziamo da soli. Allora, The Forest, Lampo 1350. Comunque sono forti ragazzi, i giocatori su chess.com sono forti. Mi ricordo quando avevo 1500 punti, ma facevo una fatica enorme a salire. Poi capisci quei due o tre concetti che ti aiutano a giocare meglio ed è meglio. Allora, 8 dice, puoi lasciare le indicazioni delle mosse del computer? Sì, l'unica cosa che mi scoccia è che ti dice, ti consiglia le mosse come sono state fatte. Aspetta, vi ho reso conto? Eccolo qua. Dai, vabbè, lasciamole, lasciamole. Magari possono essere cavallo F3, cavallo C6. Beh, qui siamo in apertura. D6, H6. Ecco, io combatto sempre contro queste mosse qui che sono delle perdite di tempo. Chiaramente dice che H3 è buona perché solitamente in questo tipo di gioco il bianco prima o poi gioca H3. Ma perdere un tempo in apertura giocando H3 perché sicuramente si ha paura di questo alfiere che può andare in G4 è un po' prematuro. Si può giocare C3, si possono giocare tante mosse. ehm, è un po' passiva, no? Per il bianco. Esatto, esatto.
Rui Lopez, spagnola. Cavallo in E7, vi giuro che questa non l'ho mai vista, però il computer ci dice che è una mossa buona. Cavallo E7. Arrocco. G6, e qui i piani del nero iniziano a essere ben chiari e qui il nero vuole fianchettare l'alfiere. D6, sì, D6 è un po' passiva, era meglio di 4. D6 crea una struttura simmetrica. Ragazzi, quando volete cercare una patta, un pareggio, create delle strutture simmetriche. Questa è la cosa che mi hanno sempre insegnato per ottenere la patta. E poi è un casino, nel momento in cui avete una struttura simmetrica, voglio vedere poi come come ce la si cava. Qui chiaramente c'è un'altra regola che dice che sono i propri pedoni che creano una specie di freccia che ti dicono dove indicare, dove attaccare, scusami. Quindi qui il nero attaccherà sulla di re, qui il bianco anche dovrà attaccare sulla di re e praticamente vince chi spinge per prima questo tipo di pedone. Alfiere G7, cavallo C3, va bene anche cavallo C3, A6 per spostare quell'alfiere, cambio dell'alfiere e il cavallo in E7 che non era in una buona posizione trova una buona posizione. Leggerissimo vantaggio del nero. Perché? Perché il bianco ha perso un tempo e perché ha dato un alfiere in cambio di un cavallo e in più il nero ha migliorato la sua posizione. Guardate prima e guardate dopo. Oh, come sta bene il nero qui. Alfiere 3. Alfiere 3 e dice che anche alfiere G5 era la mossa migliore in assoluto. Perché alfiere G5? Perché, aspetta che la giochiamo, ti costringeva a giocare F6 creando un indebolimento. Perché F6 è un indebolimento? Perché insomma la regola generale ti dice che dell'arrocco di non spostare mai più di un pedone. Qui un pedone era già stato spostato che era G7, G6, adesso spostare un altro pedone crea un indebolimento. Quindi il bianco è disposto a giocare una mossa in più d'alfiere proprio per creare un indebolimento da parte dell'arrocco. In più, come dice 8, F6 proprio distrugge questo alfiere che veramente non so più cosa diamine fare. Quindi era una buona mossa, ma dai, anche alfiere comunque E3 è buona. Alfiere in E6, qui il bianco, il nero cerca una collocazione per il suo alfiere. Alfiere di 2, probabilmente con l'idea di giocare F4, sempre se il nero non gioca prima F5, come non detto. Il nero ha giocato F5 ed è una mossa buona. Ora ci vorrebbe un F3 per rendere il gioco più solido, che sarebbe la mossa migliore, ma qui il bianco gioca F4, che secondo il computer è una mossa ottima, ma però qui bisogna calcolare bene prima di fare queste mosse qui. Vediamo come succede. È per F4, alfiere per F4, donna F6. Donna F6 forse perché il nero vuole preparare un arrocco lungo. Pedone per, alfiere per, giusto, donna E2, giustissimo. Intanto ci prendiamo un tempo e togliamo la donna dalla sua casa di partenza. Cavallo in E5 è un errore. Perché? Perché c'era sì D4. Il cavallo è inchiodato e non si può spostare da nessuna parte. Purtroppo il bianco non ha visto questa inchiodatura e gioca torre in E, va in 1 e giustamente vittoria mancata. Vittoria mancata perché nel momento in cui vai avanti di un pezzo leggero che sia un cavallo, un alfiere, mediamente la partita si può anche chiudere. Poi dipende sempre dalla singola situazione. Arrocco lungo, alfiere per, pedone per, G4, mamma mia, la mossa migliore G4. A me fa un po' paura, ragazzi, voi l'avreste giocata in questa situazione G4?
Onestamente fa paura anche perché qui c'è proprio, qui li sfidi il nero a giocare H5, ma proprio glielo dai così. G4 e in più dice anche che è la mossa migliore. Certo che il computer è una roba assurda. G4 non l'avrei mai giocata, avrei giocato sicuramente uno dei due cavalli in E4 per rendere la posizione più consolidata, ma G4 no. Valor dice che neanche lui l'avrebbe giocata. G4. C'è donna B6, donna B6 che vince il pedone in B2. È vero, è vero, è vero. È vero, c'è questo scacco qui. Quindi probabilmente ci voleva cavallo in B3, oppure semplicemente per evitare questo si poteva giocare re in H1, ma non penso che ora il bianco debba giocare mosse così difensive. Boh, vediamo come si sviluppa la partita. G4, donna B6, proprio come diceva prima il nostro amico 8. Scacco e minaccia sul pedone. Torre F2 è un'imprecisione, sì che è un'imprecisione. Ragazzi, quando ci sono queste robe qui, andarsi a parare con un pezzo importante che non può attaccare, per esempio se ci paravamo con la donna, forse era già diverso perché la donna può comunque minacciare l'altra donna. Ma pararsi con una torre che finché la donna rimane su questa diagonale ci rimane inchiodata, quindi non possiamo muovere la torre, è una grandissima cavolata, purtroppo, dico purtroppo. Alfiere in E6, giustamente l'alfiere si ritira perché era sotto minaccia da G4. Cavallo in A4, cavallo in A4 con l'idea di minacciare la donna e di difendere il proprio pedone. Dice che è un'imprecisione e non stento a crederci perché questo tipo di mossa crea un pezzo sospeso. Se voi provate ad analizzare qualsiasi mossa di grandi giocatori, maestri, maestri internazionali, gran maestri, noterete che difficilmente lasciano i propri pezzi sospesi, si chiamano, cioè pezzi che non sono protetti da altri pezzi, perché nel momento in cui lasci un pezzo scoperto, perché nessuno ora in questo momento difende questo cavallo, rischi dei doppi attacchi, dei tatticismi. Donna di 4 diceva che donna B4 era la mossa migliore perché si minacciava la donna e si continuava probabilmente a puntare da su B2, però anche donna di 4. Non mi dispiace anche donna di 4 onestamente. B3, il computer consigliava di proporre questa specie di scambio. B3, H5, eccola qui la mossa di cui avevo tanto paura. E ora voglio vedere proprio il bianco come si difende. Cacchiarola ragazzi, questa è brutta proprio perché il bianco ora non può spingere, perché se spinge c'è l'alfiere che può catturare in H3. Oddio, potrebbe essere anche una manovra difensiva, eh? Così blocchi un po' questi pedoni. E se il bianco cattura, apriti cielo, è un casino allucinante, comunque c'è l'alfiere che può sempre catturare, eccetera. Se il bianco, peggio ancora, non fa nulla, apri la colonna H. È un casino, un casino. Cavallo in F3, minacciando la donna si sposta in D6, il computer dice che era meglio metterla in A7 per continuare a mantenere l'inchiodatura sulla torre. Cavallo per... Allora, analizziamo bene questa situazione. Qui c'è questo pedone in presa, è attaccato una volta, due volte, tre volte, e questo stesso pedone invece è difeso due volte, uno e due. E qui il bianco cattura questo pedone. La cattura di questo pedone però è un errore. Vediamo perché. Perché ci sarebbe pedone per,
Qui addirittura il computer consiglia C3. Vediamo dove si va a finire. Ok, insomma, da quello che si capisce è che qui il bianco si dovrebbe occupare di questi pedoni e di difendersi. Cercare di andare ad aprire il centro forse non è la mossa migliore. Vediamo come è continuata veramente la partita. Alfiere per, vittoria mancata per il nero, a detta del computer. Eh sì, qui hai praticamente... Qui hai ribaltato la situazione, ragazzi, qui il nero stava bene, aveva controgioco, dopo una serie di cambi inutili, il nero purtroppo ha perso tutta l'iniziativa e adesso il punteggio è di 1.21 per il bianco. Tra l'altro il bianco ha davvero un pedone in più, vediamo come continua la partita. Alfiere si ritira, cavallo C5, pedone per, cambio, 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 e ora si entra in un finale di torri, finali difficilissimi. Torre F6, ok, cambio, cambio. Ok, qui i re devono andare verso il centro della scacchiera. Ok, beh, qui è veramente questione di tecnica. F3, torre, scacco, il bianco inizia, beh, giustamente il bianco dice sono in vantaggio di un pedone, cambio le torri e vediamo come viene giocato questo finale. Ragazzi, sono importanti anche i finali, perché uno dice mi piace l'apertura, voglio vincere in poche mosse, però poi spesso è qui che ci ritroviamo a giocare. Ok, aspetta, adesso voglio togliere tutte queste mosse qui perché mi confondono. Ok, il bianco ha preso l'opposizione, un tema molto importante nei finali, ovvero andare di fronte al re avversario. Questa è chiaramente l'opposizione vicina. Ottima mossa, re di 7, re F5, ottima mossa sicuramente. Il tutto per tutto, va bene anche questa, va bene anche questa. Ok, ok, dopo re 7 il bianco, beh, il bianco poteva andare semplicemente anche in, sì, ha giocato re in G6, poteva giocare benissimo anche re in H6, re in H6, re per esempio in F7, potevano giocare benissimo a qualsiasi mossa, ragazzi, qui è vinta sempre. G5, per esempio, se il re va qui indietro, beh, noi possiamo giocare su tutt'altra area. C5, cambio, cambio, e ora il re deve stare a badare a questo pedone e a questo che va a promozione. Vediamo come è andata la partita. Scacco. Sì, qui stiamo dando un po' di speranza al nero, Ok, va bene, niente, qui è andata a promozione e poi è inutile che, che la continuiamo a vedere. Andiamo avanti. Il nostro iscritto, sempre Mimmo Tursi, Elo 1123, gioca una partita a 10 minuti, quindi ragionata abbastanza, il giusto diciamo, anzi per poco ragionata, perché le partite a 10 minuti non è che puoi creare cose fantastiche, quindi più una partita a distinto e andiamo a vedere come è andata questa partita. Facciamola analizzare dal computer. Ok, 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 analisi, perfetto. Allora, E4, E5, partita di re, F3, D6, D6 e... Ciao, Mister Querti, salve a te.
Stiamo analizzando un po' di partite dei membri iscritti al club Mattoscacco su chess.com e alcuni di loro invece sono anche all'interno dell'Accademia di Scacchi Online, trovi il link all'interno del video. E all'interno dell'Accademia chiaramente ci sono video lezioni e incontri settimanali e partite commentate. Ben ritrovati con noi tutti. Con di sé si potrebbe andare per il matto di Legal. Tra l'altro, ragazzi, ho ristudiato per l'ennesima volta. Ho ristudiato per l'ennesima volta il matto di Legal e in tutti i libri di questo mondo il matto di Legal è fatto vedere con questo tipo di mosse, no? A un certo punto arriva l'alfiere qui, è giusto? Viene fatto vedere in questo modo, viene fatto vedere in questo modo e viene fatto vedere così lo scacco matto. Nicola Tes dice qua l'Accademia. Guarda Nicola, proprio in basso nel video c'è il link per vedere l'Accademia. Comunque questa qui, la Matto Scacco Academy, verrai messo in questa pagina dove ti spiega tutto quello che trovi dentro e tutte le lezioni finora registrate, che poi vengono sempre aggiornate. Comunque non distraiamoci. Ecco, questo è quello che fanno vedere sempre in tutti i libri, ma in realtà ho scoperto che questa è una grande cavolata. Perché? Perché dopo cavallo per, se... Ah no, aspetta, ho detto una gran cavolata, non era questo cavallo, era questo cavallo. Ecco perché i conti non mi tornavano. Ok, dicevo, dopo questa mossa qui, era questa, ok. E se il nero anziché catturare la donna, e quindi da qui poi si ha il solito matto, se anziché catturare la donna, il cavallo cattura su E5, e qui il nero sta 10.000 volte meglio. Questo cavallo tiene il suo alfiere, minaccia l'alfiere, è un casino. Quindi il matto di Legal, così come ce l'hanno sempre fatto vedere, è un grande casino. Cioè non va bene. Prima bisognerebbe giocare H3, far andare via questo alfiere, poi si potrebbe giocare questa. A questo punto questa mossa non tiene più perché si può catturare l'alfiere. Vabbè, piccola divagazione su tema. Dai, vediamoci tutta la partita realmente com'è andata. Ok. Beh, in effetti sembra un po', eh. Ok, Nicola, mi fa piacere che ti sia servito, è piaciuto. Vero, anche a me piacerebbe giocare all'interno del clan, ma posso accedervi solo entrando su chess.com da Google, che rende scomodo giocarci con la scacchiera ridotta e non dall'app. Strano, probabilmente puoi iscriverti al club solo attraverso Google, però poi dall'app puoi giocarci. Fiere G4, poi vediamo qui cosa è successo. Mi si è bloccato tutto qui. No, vediamo un po'. Refresciamo la pagina. Strano che si è bloccato. Ciao Amos, ciao Emanuele, ciao ragazzi. Qui non so che cosa sia successo, ma si è bloccata questa pagina. Va bene, nel frattempo che si refrescia, ragazzi, noi andiamo a vedere un'altra partita. Simone 89 1450 contro Lerun 1401. Lerun e non Terun, Ciao Turi, benvenuto. Allora, diamo sempre un'analizzata col computer che siamo sicuri di riuscire a vedere tutti i tatticismi che in 2 secondi magari ci possono scappare. Allora, analisi, autoanalisi. Cavallo F3, cavallo E6, E4, E5, C4, mossa particolare. C4 probabilmente il bianco vuole impostare un tipo di partita con D3
cavallo C3, alfiere 2, un tipo di partita molto difensiva per il bianco. Alfiere 5, cavallo C3, cavallo F6 e D3, proprio come immaginavo. D6, alfiere G5 creando un'inchiodatura, alfiere G4, H3, alfiere H5, alfiere 2, H6, alfiere per, donna per, qui la partita è praticamente pari, arrocco, cavallo D4, qui si cambiano i pezzi, che è una meraviglia ragazzi, che è una meraviglia. Quindi cambio, cambio, cambio. E qui il nero ha fatto una svista, torniamo indietro. Qui abbiamo 3 pezzi leggeri del nero e 3 pezzi leggeri del bianco, ma qui c'è stato qualche tatticismo che non è stato visto. Cavallo di 4. Il bianco prende questo cavallo e prima di prendere questo cavallo con per esempio anche il pedone, essendoci che c'è sotto questo alfiere, il nero dice ciao, io tanto cambio sto alfiere. Ora, se il bianco prendeva di donna, sì, la posizione si pareggiava. Ma siccome il bianco ha la possibilità di prendere di cavallo, e qui il bianco ne esce con un pezzo in più. E ora è difficile continuare la partita in questo modo. Donna B3, torre B8 per proteggere il punto che attaccava la donna, cavallo in A4 cercando di cambiare i pezzi visto che stiamo in vantaggio, alfiere D4, cavallo per, pedone per, C5, B5, ah questa no, qui ci voleva la presa en passant, qui ci voleva questo tipo di presa, questa qui no perché no. Una serie di errori uno dopo l'altro. Donna per D6 e 5, io non so perché questo pedone, questo pedone, c'è chiaro, c'è l'inchiodatura ragazzi, scusate, non l'avevo vista, c'è l'inchiodatura, il nero non può catturare, c'è questa, però ora la torre non è più inchiodata, ok, cavallo in C5, donna in E7, cavallo in A6 minacciando la torre si sposta, torre in A va in C1, arrocco corto, ora il nero si è messo al sicuro, ricordiamoci sempre che il nero è sotto di un pezzo, È giusto, giusto, sì sì, era inchiodato 8. Cavallo in C5, una buona casa per il cavallo, donna per il pedone centrale, cavallo di 7 e qui il nero non aveva visto questo tatticismo. È stata una partita diciamo piuttosto piatta, però nel momento in cui va in vantaggio di un pezzo in un'apertura c'è poco da fare. Vediamoci questa partita con il nostro Daniele Guerrini in arte Casmene che gioca contro un americano. Italia-America, ragazzi. Andiamo a vedere la partita. D4 e 4, C3. Qui il nostro Daniele non ha voluto catturare insomma il pedone avversario, ha voluto giocare C3, così in caso di cambio si sarebbe trovato un bel centro. Peccato che, oddio, cosa è successo? Oddio, che cosa è successo? Tac, fammi analizzare sta partita. Ok. Ok, aspettiamo che il computer analizzi, così poi posso muovere in autonomia senza che la scacchiera impazzisca. Ok, quindi D4, E5, C3, cambio e qui ci voleva sicuramente il cambio di pedone. Così poi il bianco giocava E4 e aveva i due pedoni affiancati, invece gioca con la donna. Uno dei principi, ragazzi, che si fa all'inizio è che i pezzi pesanti, che sono, ripeto, donna e due torri, nella fase iniziale del gioco e quindi nell'apertura,
è meglio non toccarli, perché essendo pezzi di alto valore sono facilmente minacciabili da pezzi di meno valore. Quindi tutti i pedoni e i pezzi leggeri. Eh sì, eh sì, due errori in tre mosse, dice 8. Quanto dura la live, Amos? Non lo so, non abbiamo definito un tempo. Guarda, io ho ancora questa partita qui e un'altra partita da analizzare. Poi in teoria abbiamo finito. C5, una mossa che scompone un po' il nero. Giustamente il bianco sposta la donna dando scacco. Donna. Il bianco non ci sta col cambio di donne. Ragazzi, guardate quante mosse di donna ci sono stati da parte del bianco, cosa che in tutte queste mosse avrebbe potuto sviluppare tutto il suo schieramento. Donna di 6, anche qui non scherza, diciamo, il nero. Tra l'altro non si capisce bene l'idea di questa mossa. Forse voleva dare una sorta di matto qui, ma purtroppo da sola la donna non ce la fa. E 3, altro piccolo errorino, e 3, perché se tu hai insomma il raggio d'azione di questo alfiere, con E3 lo vai a chiudere, quindi sarebbe stato più opportuno sviluppare l'alfiere in qualsiasi direzione e poi giocare 3. B5, qui i pedoni vengono lanciati un po' così, troppo prematuramente sull'ala di donna, tenendo conto che tra l'altro questo pedone si può catturare. E infatti il bianco cattura il pedone, forse era una sorta di gambetto, no? A parte il nero, catturi il pedone, così io sviluppo velocemente l'alfiere e ti minaccio anche qua. Cavallo F3, così a questo punto è anche protetto. Alfiere C6, il bianco non cambia. Qui sì, sì, va bene, alfiere C4. Alfiere A4. Ragazzi, qui c'è... Allora, questo è un tipo di mossa di ritirata. Attenzione a queste mosse di ritirata che spesso nascondono anche altro. Dice, ah cavoli dai, il bianco si è ritirato. E no, attento che ritirandosi punta su F7 con donna e alfiere. E ora dopo questa... Oh, il bianco gioca all'arrocco, peccato. Qui c'era... questa era fortissima. Donna per... Il re si doveva spostare. Questa era veramente una bomba. Invece il bianco gioca arrocco. Cavallo C6. Guardate come sono scordinati i pezzi del bianco. Cioè c'è poca armonia, mentre nei pezzi del bianco invece c'è più armonia. Peccato per questo pedone in E3. Sì, sì, è vero, si vinceva un pedone, però se non altro togli l'arrocco al re avversario, che non è cosa da poco. B3, questa è una semplice mossa, ma forte, B3. Non c'è più niente da fare, diceva qualcuno nelle sue canzoni. Arrocco lungo, si prende l'alfiere. Ora, per esempio, un'idea potrebbe essere appunto quella di andare a sviluppare e togliere il proprio cavallo, iniziare a mettere la torre su B1, magari sviluppare questo alfiere da qualche parte, raddoppiare le torri sulla colonna B e creare un attacco che sia incisivo. Tra l'altro questo alfiere potrà andare anche in A6. Questo alfiere camposcuro con una serie di manovre potrà andare anche in F4 e così può creare tranquillamente anche uno scaccomato con i due alfieri, una classica situazione ricorrente, oppure un'inchiodatura dell'alfiere, insomma sono tanti i temi tattici. 8 dice potresti controllare prima con la presa d'alfiere. Guarda, finiamo un attimo la partita e poi la controlliamo perché sono curioso anch'io. Torre in E8, alfiere scacco. Ragazzi, attenzione a questi scacchi che non portano a nulla. Questa è una buona mossa, però te la devi riservare per quando è il momento. Giocarlo così, sì, gli fai scacco e gli fai anche un piacere perché gli fai spostare il re. Tra l'altro lo muovi in una buona posizione. Donna per F7, finalmente il bianco si prende quel pedone.
donna in F6, ok, la donna si ritira qui per andare in questo caso, però basterebbe una torre di B8 per fermare l'attacco. Ok, donna B7, il re ha la casa di fuga, alfiere di 2, finalmente questo alfiere un po' si muove, ma è goffo perché vedete che non può andare da nessuna parte. Il re cerca un posto migliore dove stare, E4, cavallo in H6, qui c'è E5, E5, E5 cosa succede? Cavallo per, alfiere per, e qui si può giocare sull'inchiodatura tranquillamente. F4, se l'alfiere si sposta, torre 1, re, F7, sì no, qui sicuramente c'era questo gioco che era molto carino, consigliato appunto dal motore, però insomma andare a giocarlo è... cioè l'idea è di cedere il pedone per avere un pochettino di gioco sulla colonna E. Alessandro dice, ma se volessi imparare l'apertura siciliana come dovrei fare? Guarda, ci sono diversi libri sulla difesa siciliana, c'è qualche video anche sul canale YouTube, quindi gratuitamente su Matto Scacco, altrimenti c'è il manuale di apertura, tra l'altro c'è anche questa ragazzi, semplicemente c'è alfiere G5. Chissà perché, chissà perché qui il computer dava E5. Guarda, E5 come mossa migliore. Ragazzi, alfiere G5 vince su tutto. E quindi dicevo Alessandro, se no c'è anche il corso completo sulle aperture che abbiamo sviluppato dove ci sono ogni singola apertura spiegata insomma a puntino. Guarda, basta che vai su, ti faccio vedere, su Matto Scacco, nella sezione videocorsi trovi essenzialmente il corso che abbiamo sviluppato. Questo qui, l'apertura, il corso sulle aperture di scacchi, e questo qui, ci clicchi sopra, vedi il contenuto, se ti piace lo puoi prendere. Ritorniamo alla nostra partita che giustamente c'è alfiere G5, anche 8 lo aveva vista. Vabbè, vediamo come è andata la partita. Oh, la partita è andata con alfiere G5. Qui il nero cerca un cambio di donne, però non ha fatto conto che alfiere per F6 è scacco, quindi il re deve catturare e la donna si toglie dall'attacco della torre. E qui niente. Il bianco ha stravinto. Vediamolo molto velocemente come va a finire. Pian pianino si papperà tutti i pezzi. Vediamo un po' cosa è successo qui. Perché questa mossa? Addirittura è talmente in vantaggio che dice ciao. Qui non ha visto probabilmente l'alfiere sotto. Cioè, l'alfiere poteva catturare il cavallo. Tra l'altro c'era anche questa, mi dice il computer. C'era anche questa. Se re per, guarda che bella, doppio su re e donna. Ok, e niente, qui la partita finisce in questo modo. Va bene, va bene, va bene. Buona partita per Casmene. E adesso vediamo l'ultima partita per oggi, poi ci congediamo. Eugenio, sempre del nostro club di scacchi, gioca col nero, analizziamo la partita col motore scacchistico, vediamo un pochettino cosa ci dice. Allora, ruotiamo la scacchiera perché io ti odio che... Oh, ok. Allora, E4, E5, cavallo F3, cavallo C6, alfiere C4, D6. Vedete come questo tipo di difesa qui
è molto ricorrente nei giocatori che hanno insomma da poco iniziato a giocare a scacchi. È sicuramente solida, difendere il pedone 5, però cavallo C3, inchiodatura di cavallo, D3 ancora un'altra struttura simmetrica. Cavallo F6, qui ok, arrocco, sviluppo. Donna D2 per togliersi dall'inchiodatura, però qui semplicemente prima dell'arrocco ci voleva questo. Cioè ragazzi, quando potete dare un alfiere in cambio di un'impedonatura, soprattutto se si tratta dell'area dell'arrocco, fatelo subito. Chi se ne frega se alcuni manuali dicono che l'alfiere valga 3,15 e il cavallo 3, via, va dato subito. Qui forse perde la... Eh sì, e qui ha perso l'occasione il nero per farlo. Sposta il cavallo in modo tale da attaccare il cavallo, che però è difeso 2 volte, quindi in realtà non c'è nessun attacco. Probabilmente il bianco vuole attaccare su F7, ma sappiamo che è un tipo di presa che non serve a nulla. Amos, no, 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 qui non siamo tutti, nessuno penso sia professionista. I veri professionisti stanno a fare i tornei di scacchi. Noi siamo qui tra appassionati, ci stiamo divertendo, stiamo analizzando un po' di partite di persone che vogliono migliorare e quindi cerchiamo un pochettino di dare qualche consiglio. Alfiere, aspetta, ho perso qualcosa. Alfiere 6. Alfiere 6, questo è il classico erroruccio purtroppo dei giocatori all'inizio. L'idea è questa, dice, ah cavolo, adesso questo cattura col pedone, se mi cattura col pedone io gli faccio il doppio tra donna e alfiere e a parte che non ha visto che l'alfiere lo può catturare, ma al di là di questo, mettiamo caso anche che ti viene questa mossa, il nero sposta la donna e tu cosa ci hai guadagnato? Hai perso 2 pezzi leggeri per una torre, perché questa mossa qui d'alfiere non ti fa guadagnare niente, almeno se facevi questa avevi una torre e un pedone per 2 pezzi, ma così è la mossa più sbagliata di tutte. Tac, tac, ma a parte che appunto c'è questo alfiere, ma supponiamo che il nero non la vede, così hai perso essenzialmente 2 pezzi leggeri per una torre, tenendo conto che la torre vale anche 4,5 in cambio di 2 pezzi da 3, siamo a 6 in cambio di 4,5, non ne vale assolutamente la pena. Va bene, vediamo come è andata avanti la partita. Quindi il nero gioca alfiere qua, il bianco scusa alfiere qua, il nero cattura, il bianco cattura, il nero non vede questa presa qui, ma gioca donna in E8. Donna in E8, peccato che lascia C7 libero, il bianco lo vede, donna C8, cavallo per A8. Tutto questo ragazzi per sacrificare 2 pezzi leggeri in cambio di una torre. E ancora il bianco attivissimo con i suoi cavalli, alfiere in H4. Peccato che questi 2 alfieri da qui sono, benché siano affiancati, sono poco forti perché basta semplicemente una spinta di questo tipo per far retrocedere l'alfiere. Donna C3, cavallo D4, questa è forte. Cavallo D4 è forte. Cavallo C7, donna C8, alfiere per... Oh, e il nero la vede. Dice che è scivolato il mouse, Valor. No, come no? No, perché? Che non ha preso la donna? Ma prende il pedoncino d'alfiere. Donna di 2, giustamente si mette in salvo. Ora il bianco ha 1, 2 pezzi in presa. Il nero ha nessun pezzo in presa perché sono tutti coperti, almeno per ora, anche se H3
però c'è il buco in G3, quindi no, dai, il nero se la cava. Cavallo in G va in E3, anche qui. Cavallo in G va in E3. H per, G per, Re H2. Qui anziché fare tutte queste cose che possono essere cose fighe che fanno però i grandi maestri, qui bisogna essere pratici. Ti catturo un pezzo, te ne catturo un altro, magari questo no. Però il cavallo si poteva catturare tranquillamente, no? Cavallo per, pedone per, cavallo per, il re si sposta in avanti, catturo la torre con scacco, torre per cavallo, e ora c'è questo alfiere importantissimo che è attaccato da due pezzi. È una situazione delicata. Amos dice, ma quando fai delle dirette solitamente, allora, solitamente lo dico sì in anticipo. Questa volta invece è stato un po' così casuale e spontaneo. Solitamente sì, lo dico, lo avviso con un post su YouTube, con un post su Facebook, sulla pagina di Matto Scacco e mando anche un'email a chi è iscritto alla newsletter di Matto Scacco. Donna per, torre per, ok, cambio, cambio. Ok, siamo arrivati in un finale dove il nero praticamente ha un pezzo in più. Vediamo come si... No! Ragazzi, qual era la soluzione per... Via, 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 via. No, vabbè, dai. Qual è la soluzione per non perdere l'alfiere? Che mossa deve fare il nero? Ciao Gioele! Cacchio 8 è sempre sul pezzo, grande 8. Donna G7 che protegge sia il re, ma che protegge anche l'alfiere. Invece questa mossa qui, tac, cacchiarola. No, questa non l'accetto. E ora il cambio di donne, però attenzione, quanti pedoni abbiamo? 3, 5, qui il bianco ha un pedone in più. Cambiare le donne con un pedone in meno? Tra l'altro neanche le cambia. È avarissimo il bianco, avarissimissimo. E qui come è andata a finire? Si sarà ritirato forse il nero perché... Boh, qui non... Hanno fatto la patta. Come è finita la partita? Ragazzi, partita come è finita? 0-1, ha vinto il nero? Si è ritirato il bianco in questa situazione? In una posizione totalmente patta? No, non può ritirarsi il bianco qui. Ragazzi, spiegatemi cosa sta succedendo. Anche perché, insomma, ci poteva stare anche una sorta di perpetuo, cioè si poteva prendere la patta, si poteva fare tanta roba, cioè, boh, che strano, strano, va bene. Questi sono i veri dilemmi degli scacchi, ragazzi. Bene ragazzi, allora, la diretta è finita, mi fa strapiacere che siate stati così in tanti, siamo arrivati anche a toccare i 70 e passa presenti, quindi è veramente un grande successo. Spero che siano state interessanti queste partite, questi commenti ed è sempre bello commentare le partite insieme a voi, così se non vedo qualcosa la vedete voi, bello bello. E ricordatevi che se volete, se andate su Scacco Club, intanto se volete aggiungermi io sono Cricco89, siete su chess.com, Matto Scacco Club, chiedete di entrare, quindi intanto ci scriviamo, c'è il forum, la sezione notizie da tenere sempre in considerazione per le nuove uscite. Qui quando esce un nuovo video su Matto Scacco lo dico sempre. E qui ho fatto l'annuncio appunto che era uscita la Matto Scacco Academy. C'è anche il link per entrare e per dare la lezione e per dare un'occhiata a come è formata. E come vi dicevo prima, entrando qui dentro c'è la pagina di presentazione dove potete trovare tutto quello che c'è all'interno
tutto il materiale di tutte le lezioni che sono sempre aggiornate giorno dopo giorno e niente. Ragazzi, io spero veramente che vi sia piaciuta questa diretta. Noi ci vediamo assolutamente prestissimo. Grazie Otto, grazie mille, gentilissimo. E Diego non so perché si sia ritirato, questo rimane sempre un grande mistero. Quindi ragazzi ci vediamo. Ah, può essere, sì, può essere finito il tempo in effetti, però forse era una partita a tempo lungo, quindi è strano che sia finito il tempo. Va bene, ragazzi, ci vediamo prestissimo e io comunque ora stoppo la diretta e la diretta verrà poi salvata e caricata in automatico sul canale. Quindi se qualcuno si è perso l'inizio può rivederselo quando vuole. Va bene? Dai, ci vediamo. Ciao ragazzi!